Eccoci qua, voglio, ma da credere, voglio, non sono mai stato così comodo come sto stasera, ma ci vedo computer di mia mamma, sto in soggiorno, un coppo di divano, sto comodissimo, voglio, stasera potremmo fare quello che vogliamo noi perché sto proprio una fragola, sto proprio una fragola. Allora, in siamo 43, mi fa molto piacere, innanzitutto vi saluto a tutti quanti e ora vengo a salutare proprio a uno, solamente che già chiappa un attimo i commenti, ma stasera sono troppo comodo, tengo i commenti tutti che leggo buono, ci mangiato ambresse, quindi stasera penso che non faccio nessuno brutto, nessuno rigurgito, ecco, veramente stasera zaccio cadda sul cielo, fammi fare una tratta di pallo, perché insomma, mai sapevo, a sta solo piovere per fare. Vabbè, ma pure se piove non ce ne fotte proprio. Comunque, allora, vedo che ci siamo. Già si facendo i commenti, prima si facendo, voglio salutare un attimo a una, stato là. Allora, poi saluto prima di tutto a Giorgio Impradice, che è sempre lui che cazzo, che mi fa sempre una palla tanto, saluto, mi fa l'oppo. Allora, saluto prima a te Giorgio, così te leviamo poi c'è sta Peppe Edin, Salvatore Bellini, Pasquale Frattini, Salvatore Romano, Mattia Sepe, Maddalena Cimino, Andrea Iuvine, Mario Maiorino, poi ci sta più, se lo genere pure a me, Frank Cerone che ha fatto commento prima, e Pasquale Frattini, Citma, Gaetano Magaluso, Anthony Davis, Mirko Fusco, Giuseppe G, poi ci sta più, Anto Palermo, Domenico Grimaudo, Maddalena Cimino, già Enzo Ferrara, Anna Palermo, Giovanni Candela, ma quante cazzo ne siete? Francesco Veneruso, Michele Lampo, Vincent Faiella, Maronna, voglio siete Vitale Esposito, e poi c'è sta pure Giussi Reccia, che invece in coppa a Facebook e ti saluto, mi c'ha agito, tu scrivi a me in live, visto non me l'ha scritto, vabbè, comunque meglio che lo saluto mo, e quindi male va mezzo. A posto, allora, niente, voglio, io spero che avete visto il video mese, perché oggi, per chi non lo sapesse, oggi ho fatto tutta una raccolta di, come si chiama, i video scemi che si facevano coppie pubblicità, oggi ho fatto oggi tutto insieme, che là che vi sono piaciuti un po' di più. Ma oggi mese l'ho fatto tutta una compilation, quindi se non l'avete vista ancora andate su Oppo profilo mio, Fabrizio Cerone oppure Franco Cerone e voi vedete, ho fatto un video di 4 minuti più o meno, dove stanno tutti i video di pubblicità. Poi cioè, non ci ha fatto a fare barba, era troppo perché mi rompevo il cazzo, come al solito io, la barba si fosse per me, ma la facesse mai, a me finché non mi si fa, proprio la barba che veramente mi procura e tutto questo qui, oppure sta mia moglie che dice fai schifo, perché mia moglie non mi dice fai schifo, non me la faccio, ma facesse crescere veramente a usi, come Castaway, non vado mai su ma così mai facesse crescere. Allora, che hai? Giovanni Candelo c'era che te stai a mangiare, no, io mi sto mangiando perché mi devi mangiare, forse in mano, ogni tanto metti in mano e muccono, no, ma già ho mangiato, oggi stasera ci ho mangiato pure bene, e per la prima volta ho mangiato presto, ve l'ho detto già, perché di solito per chi già lo sa, io mangio sempre un culo, quando ci fa live, no, che mi capita sempre sul fatto che già mangiato un culo, non so perché, non lo faccio apposta, però volendo dire, è sempre una di fuoco, quindi torno tardi e praticamente mangio sempre tardi, quindi poi faccio fa live e faccio il live sempre, così faccio un po' di... E lo so, aspetta un attimo, si aggiorna un attimo i commenti perché penso che mi sta dicendo qualcosa e io mi sto cagando proprio, perché eccolo qua. Ogni tanto posso aggiornare, ma con il suo computer voglio è una bellezza, si aggiorna subito, senza blocco. Io penso che mi sentite pure buono e mi vedete pure. Facetemi sapere perché mi fa piacere, se mi riuscite a sapere buono e se è buono io cerco di fare sempre con la live. Aspettate un attimo, già blocca l'audio mio. Allora, andiamo a vedere, sì, si sono sbloccati i commenti a posto. Uno si chiama Mario Apeste, no, no, c'è settimana, Mario Belef, lo saluto pure a lui. Allora, logo, mi saluto, stanno qua, buonasera, Andrea. C'era questa connessione non è buona proprio, come già fa ancora? Non è ma la connessione a me non è buona, ma tu? Boh, a me penso che è buono, facciamo sapere perché voglio fare proprio un frego, passo fatti stai facendo connessione. O Max Logico sarebbe Ceruzzo, io mi ricordo non tu. Cerone è uno di noi, uno di noi. Allora, sta composta su Facebook. Ivan Capone, poi ci sto pure io, ciao Ivan. Angelo Martino mi saluta, ciao Angelo. Poi ci sta Vale Catanzaro, io saluto, poi mi saluto pure le 3 volte, perché poi mi ricordo, si fa salutare da Lupe, onde evitare figure e mezzo saluto una volta, ci faccio caso. Raffaele Imperatore, Alfredo, se non mi pensi più, Alfredo, se tu che non mi pensi più, ogni tanto mi scrivi, ora mi scrivi anche più. Anto Palermo mi pare un giocato quando leggi, ma serio, voglio, perché in gioco buono, non è che pare un giocato, io so giocare. Effettivamente i porti e lente, diciamo questa è una cosa che
che pochi di voi sapranno, perché poi non ne porto mai, che cioè, hai saputo lente, però non le porto mai. Le porto solo la sera quando sto vicino alla televisione, perché poi riusciamo a vedere, giustamente, allora metto a ruiecchio, no, fare un po' di vicino, che si mette le lente a postino, oppure e poi cade le sue. Però durante il giorno non me le metto mai perché non sono abituato, non può cazzo, però me la sta mettere. Poi ci sta. Aspetta un momento, boh, adesso, Maddalena Cimini ho visto, dopo forse sai che si Ilaria Esposito, sei più bello con la barba, sei come Higuain, no? Ah, perché ieri ci la fotografia, ci vede che la fotografia vicina alla fumata, no? Sei di Higuain, ci facciamo la fotografia vicina a Higuain, perché poco, ci somigliano poco poco, non lo so. Ma proprio che la barba, come che la barba, pare un po' che tenga la stessa barba, la stessa barba di Higuain. Poi ovviamente se è più bella e più ricco, meno male, da questa la sorpresa. E vabbè, Ivan Capone, stis, stis bello come Tom Hanks, stis bello come Tom Hanks, no vabbè, è troppo esagerato Tom Hanks, veramente pareva un barbuzzo potevo guardare. Allora, riabbiamo di nuovo i commenti e abbassiamo la voce della cosa. Un logo, la voce, stiamo partendo. Un logo, qui Diego Marino, mi scusa, non mi salutate, ma non daggi proprio letto, non daggi salutato. E è bello Diego Marino, ha giusto pure prima mi sai. E allora, Salvatore Bellincero, senza offese, ma con sta barba pare una scimmia, addirittura. E guarda, ti dirò, mo mi fatto il genio e mi mangiare una banana. Peccato che non ci sono a casa le banane, perché insomma mangiavo, però mi fa piacere la sincerità, se sto male me lo potete dire tranquillamente, non mi offendo. Però basta anche poco cazzo, che è proprio una cosa di comodità, capito? A bar, non è una cosa che me lo fotto proprio, sto buono. Maddalena Cimino, non siamo usciti solo per vedere la tua live, sei il migliore umano, quindi addirittura e mi facete sentire, non lo so, in responsabilità se mi dice questa cosa. Tipo, mi sento che non lo so, ma ci sentire, ma posso da uscire tranquillamente, non vi preoccupate, è da divertire. Tanto la live è una cosa registrata, oddio, a me mi fa piacere che la favorite, per carità, però comunque è una cosa registrata, alla fine la vedrei pure quando cazzo volete voi, è una cosa che già ci sta su YouTube, capi? Chi si registra, si va a vedere la sera, la notte, poi vado là e va quindi non sta proprio. Però dici tu mi voglio vedere live perché faccio i commenti, eppure hai ragione, quindi, oh, a me fa piacere, per carità. Anzi, proprio perché tu fatto, quando ne si perché boh, fa sempre piacere a capire, così santo, voglio magari, ma io ultimamente, io me la mandavo sempre, no? Che il live mia erano praticamente sempre 30 persone, ma mandavo tra virgolette, perché poi erano 30 in noi, però comunque fondamentalmente ci divertivamo, passavo anche poco, che ho 30, 60, 90, tanto sempre visto un a parlare come un mongolo vicino al computer, quindi non mi cambia niente, però sapere che c'è stato 60 persone è proprio più bello rispetto a sapere che ci stanno 30 persone, no? Ognuno ha dato 90, ognuno a 30 a 30, stiamo facendo un po' che la tabellina, però va bene così. Francesco Cinque Grana, un saluto pure a me, grande Francesco. Diego Marino, Giova Gioletta, Antonio Salamandra, non mi salutate, Barbu, Antonio, ti saluto ora. Peppe Edin, buonasera, ciao, si vede e si sente una favola, guarda, sono troppo contento, Peppe, mi hai dato una notizia bellissima perché stasera veramente sono proprio a mio agio. L'ha dato più lucessi computer di mia moglie, che è tantile, capì? Carità, che essimo presto, però se vedo cesso, che non così vecchia, cioè non è che è vecchia, però mi ha cattato, comunque ci hanno fatto pacco, secondo me, un cattare a Londra, una storia lunga. E babù, a Rossà, Francesco Cinquegrana si è cercato come chi delle nanti umane, mi dico, no, chi l'ha esagerato, cioè chi l'è proprio un struzzo proprio, cioè comunque due confezioni, io non so se avete visto bene quella pubblicità, io poi a Rocco me ne sono reso, cioè chi praticamente tengono due confezioni di nantium, nanza a lui, il pretina, la tengono due, ma come fa? Cioè, dove sta allenando? Lo tengono qua, no? Lo tengono proprio vicino a esso, para poco a sette e ne tengono un'altra, come si, vicino alla moglie, ma chi ci fa mi fa queste pubblicità? No, moglie, ma come si chiama questo? Ma come si chiama? Strud, ma tu dillo solo chi sta, come si chiama? Chi è? È una così vicino in due cassetti. Ah, buon venerdì proprio, queste pubblicità a me non vanno. Gianni Napoli, c'è sto un po' pure un po' commento, no? Gianni, tu comunque però dacci fare una cazzata a te, perché tu in the leg, sai quanto tempo non leggo una moto di Coppa Live? Guarda, saranno un mese che non leggo una moto, ma che fini fatti? Fammi capire. Il grande Gianni Napoli che mi metteva euforia solamente a leggere il nome, perché poi Gianni Napoli mi pare come fosse un cantante napolitano, ha messo un nome su Gianni Napoli, però che poi mi ha detto che non si chiama Gianni Napoli, è solo un nome di Facebook. Davide Imperato, sì, la Fabri, ciao Davide. Enzo B, ma che è su pigiami? Ma quale pigiami? Che è la maglietta? Quale pigiami? È una maglietta per la casa, no? La maglietta che non deve pagare.
boh, pigiama, ci faccio, boh, mese di luglio, pigiama. Michele Lampo, c'ero viva la femmina dell'Est. Eh sì, è viva la femmina dell'Est. Poi le femmine dell'Est sono molto belle, non disprezzando quelle nostre, perché quelle nostre sono veramente bellissime, però la femmina dell'Est, voglio dire, roba, le femmine dell'Est sono serie A. Le femmine dell'Est, la femmina, ma poi tutte le femmine sono serie A, non sto a fare razzismo aspetta un attimo, sono venuti i commenti, riavvio di nuovo. Allora. Allora, no, che dire, Mario a peste, qua c'è Roma, zumba sempre, a parte il fatto che dice che dobbiamo Mario a peste, perché veramente, cioè, non può esistere un nome così, e poi l'ha zumbato, perché l'ha già già prima. Anzi, per prima pensavo che non ero vero che si è Mario a peste, io pensavo che c'è un personaggio più nazistico, invece no, veramente sta scritto Mario a peste. Allora sta. Maddalena Cimino dice no, ma ci vogliamo, ma ce la vogliamo vedere la live? Vabbè, sì, non mi fa piacere, guarda, ti dico la verità. Io lo dico giusto perché mi sento poco live, sapere ci sto stasera. A finire poi la live non è bello, no, non mi piace. E più diciamo, alla mia idea è stasera, metti scemo, che ci è rimasto spunto annanzi con computer, allora mi sento poca responsabilità, quindi capito, mi dai un po' di ansia. Viola carotenuto, ogni volta che un uomo si razza, in una donna un ormone muore. Ah, poi finalmente Viola carotenuta, allora ci piacciono le scimmie. Quindi Viola, io sono molto contento che tu sia una che gli piacciono le scimmie, perché è una cosa molto, no, dico scimmia perché il Salvatore Belli prima mi ha chiamato scimmia, allora voglio dire, oh, scimmie, non diciamo niente, non è una cosa che ti fanno proprio piacere. Sono gusti, sono gusti. La Gufetto, poi Raffaella De Fazio, grandissimo, ciao Fabri, tutto bene Raffaele, spero pure a te. Pasquale Frattini, Frenga, hai visto il nuovo video commento di Diego Laurenti? No, non l'ho visto ancora, non l'ho visto ancora, lo vedo sicuramente più tardi. Enzo Ferraro, qua c'è rossa, è proprio la freschezza questa barba. Poi, ma comunque sto spaccando in due i pareri. Sai, chi dice che sono una scimmia, chi dice che sono buone, chi dice che è l'ormone moreno, sì, non sbaglia, ma quindi mettete d'accordo, voglio, stasera proprio facciamo questo sondaggio e questo qua come mangia fa barba, voglio mangia perché si mi è arrivato a un livello che mi lascia fare lo sforzo, lo fa pure da capire, capi? Quindi a un certo punto della loro. Ale Monk, come hanno fatto a mettere un non mi piace? Ah, ah. Beh, buono mi non mi piace, cioè, mi ci posso piacere a tu. Marco Matteo, cielo, salutami. Ciao Marco. Adesso, Francesco Veneruso, preferiamo la live ad uscire. Voglio, vabbè, sì, poi volesse fare sabato la live, volesse fare seguire a scisso, volesse la live. Quindi perché oggi è lunedì, giustamente lui si dà asciutto già sabato, domenica, che magari dice due lunedì, ma cazzo di ma fa, c'è rimasto scemo che fa vicino. Luigi Esposito, Fabri, salutami. Ciao Luigi. Ivan Capone, Fabri, a quanto le scope? Ah, perché oggi ci mi sa la figlia scope. Un euro, le scope le vendiamo a un euro, quindi a voi amici della live faccio un sconto, appunto sconto amici della live, quindi la faccio a 50 centesimi a scope, ne manco 50 centesimi, voglio veramente siete proprio per chiuso proprio numero uno. Marco Mattei, salutami, ciao, ti saluto. Fammi aree, ci stai più. Ilaria Esposito, ma il video con i Pantellas come è andato a finire? No, in pratica allora, noi abbiamo vinto perché chi lo facevano un concorso, no? Io lo spiego per chi non lo sa, noi stiamo partecipando a un concorso che praticamente dovete votare i video migliori della settimana sulla pagina dei Pantellas. Noi abbiamo vinto il miglior video della settimana tipo un mese fa, mi ricordo, e quindi poi siamo in finale. Praticamente stanno finendo il concorso e poi si farà la finale dove si andrà a rivotare. Quindi non mi preoccupate, voi dite quando sarà da una data voto, ma raccomando, quando sarà, voglio a valuta proprio a parte perché mi facesse assai piacere vincere questo concorso, prima di tutto perché mi piace vincere, e seconda cosa perché poi facessimo un video di Pandellas e non sarebbe male, anzi sarebbe una bella cosa, i Pandellas su comunque sono forti, un po' YouTube sono molto famosi, e se mi facessimo un video con loro, ci facessimo una bocchina di pubblicità, scusate la parola, però fosse una bella pubblicità per noi, per carità, ci piacerebbe molto su questo proprio, la verità. Ciro Scotto, buonasera. Vale Catanzaro da Fesserato. Perché da Fesserato? Belle voce, belle voce. Napoli Par, saluto anche a me, ti ho salutato. Ciao Napoli. Antonio Puga, frate, ma si è venuto da Hong Kong, stai facendo ping pong, viene attento insieme a me, a Molito Mappate, sta cantando una canzone pieno di Mappate, che è l'ultima parodia che abbiamo fatto, che spero che l'avete vista, perché quando l'hanno pubblicata, 10 giorni fa, una settimana fa più o meno, la nuova parodia con grande protagonista Piette Pool, che è stata la sua ultima performance, perché poi è partito Piette Pool sta in Sardegna, sta in un villaggio,
e purtroppo per un paio di mesi non ci sarà. Ci manco, a me mi manca assai perché possiamo sempre insieme, cose, ci divertiamo, e vabbè, però vabbè, è andato un mese e tornerà. Vabbè, fammi riavviare dei commenti. E niente, voglio, questo è quanto fa cavolo, però sono tutti festarato, quindi vado, aspetta, quindi sono una fravola. Ecco qua. Aspettate un momento, e voilà. Allora, aspetta un attimo, pagarete perché non voglio, ma mancano i commenti, perché poi ma mi sono accorto che alla tavola, tenendo il riducessi i computer che praticamente veramente ci voleva Manuel, perché era un cesso, non riusciva a leggere i commenti, però mi ha aiutato a leggere perché per sfizio, per capire se mi devo domandare qualcosa, se mi belle domande, ma ne fretta poi, voglio un dici di niente, mi scuso ora, comunque, ma non le vedi. Allora, allora, poi voglio schiappare un attimo qui, commenti, adesso andare, c'è Roma che ti pure un messaggio, già risposto. Gaetano Magaluso a momenti su computer di merda lo butto dal balcone, ogni tanto si blocca, tiene pure questo problema dei computer. E tu ci sei chitarra coppo balcone, ma viene pure a me sta cosa ogni tanto. Per esempio, questo nei soldi, nella vita mia, questo nei sacchi soldi, perché per esempio se bello e buono si fosse ricco, no? E tenesse computer che bello buono si sta, sto mi facesse accusare un attimo, so bloccato, i tanti ti dico, tanto mi tengo i soldi, pigliassi su questa coppa, ma il tasso sempre computer a coppa bassa, c'è proprio tanto mi tengo i soldi, e piglia di coppa, ma non solo i computer, però computer quando si iscrive fa accusare male, quindi o Max logico, c'era un suo cazzo di dovrei vicino e pure abitiamo vicini, secondo me è già sta sempre vicino all'MD. Sì, io sto un po' spesso all'MD, faccio spesa all'MD, però notte io, la canauto faccio spesa ogni 2 settimane, più o meno, faccio una bucchina di spesa, però tengo vicino proprio a casa mia, quindi sono molto fortunato ad avere l'MD vicino a casa mia, è una cosa molto niente. E mi è tutto perché si spara, seconda cosa perché appunto che gli faccio i boost, se Amazon l'MD si trova più lontano, penso che la spesa la c'è da parte, tutto che mi facevo così, però fortunatamente andare vicino a casa, quindi veramente poco sforzo, poco sforzo. Non lo so. Mario Appeste, infatti non è il mio cognome, Appeste, ricordi di Marco Appeste e Pittipulle e come no, ma Marco Appeste per chi non lo sapesse, ma penso che lo sapesse, Marco Appeste è stato uno dei primi personaggi che hanno fatto in dei video di YouTube, se non lo conoscete andate a vedere la prima parodia con Malevanze, la seconda è Sciso Mostro e la terza a Vie Foro, si chiama, io praticamente era il suo personaggio Marco Appeste, mi chiama Marco Appeste, e teneva questa parrucca rossa in capo, era tipo Pascal Vassavaio, epoca, diciamo, comunque un uomo sfortunato. Però poi per chi non lo sapesse, questi parodie che erano le prime, erano molto belle, le facevamo veramente bene, no? Quando le facevamo in Aiavo, però prima le facevamo veramente bene, bene, bene. Emanuela Montefusco, c'ero somiglia al mio ex, mi fa piacere, spero che sia rimasto in poi rapporto con il tuo ex, perché se no africano, che io somiglio al tuo ex e tu africano schifo, no? Che boh, no? Però spero che sia. Vale Catanzaro anche a me si blocca e poi ma non so se sia la coppia amica ma penso no, penso che stasera Ale Monk, ui Gonzalo sta in diretta dal Brasile, sì ragazzi sto qui dal Brasile praticamente prima della semifinale contro l'Olanda, sto facendo una live, sì, sono proprio i guai, tengo proprio la stessa parlata, più o meno. E ieri un sacco ci faceva una bella battuta, guarda che tu l'unica cosa che tenevi in comune tu e Guain è che non sapete parlare buono in italiano. Questa è una battuta che mi piace ridere perché effettivamente mai sacci parlare in italiano, non è che non sacci parlare, è solo che un po' cazzo parlare italiano, cazzo parla a fare italiano, a parte che mi sforzo a parlare italiano, quindi invece per napolitano mi esci più, mi esci più alla fine. Niente, praticamente voglio siamo 66, fatto bene, veramente fatto bene. A 100 per la verità, se arriviamo a 100 non è più, ma già comincia a essere un po' meglio. Questo già l'ho detto qualche volta nel precedente, però è vero, accendi che hai a cisse e penusini le cose, chissà già mai temi su pigiama, io non ho pigiama, però appena che si dice, metta la giacca, si prende no, giacca e cravatta, la giacca già me la ci qualche volta, però metta la giacca e cravatta, se arriviamo a 100 un giorno vi prometto, diciamo io non me ne fotto, che tu metti la giacca e cravatta, vabbè, ma giusto per essere un po' più Mario Maiorino, buonasera, ciao Mario, sono Peppo, si chiama così, sono Peppo, c'ero, tu sto aspettando, rispondi, grande sono Peppo, te voglio bene, ti saluto. Manuel Stipe, vabbè, non vuoi fare niente, ma cosa vuoi fare? Benedetto Andretta, voi c'ero si mostro, e i facci pure sì, tu anche un mostro anche di te. Lo sa. Aspetta un attimo, fammi sotto. Marco Manolovic, salutami. Ciao Marco Manolovic, addirittura ero sì, ero Montenegro, della Serbia Montenegro, perché questo è un cognome slavo, se non sbaglio, belle pure inventarsi questo cognome così.
Mario Maiorino, sono Mario dei quartieri, ti ricordi? Mario dei quartieri, no, non mi ricordi, no, fammi ricordare meglio, perché io non mi ricordo, dei quartieri, poi ci sono quasi mai, non gioco mai dei quartieri, quindi fammi capire, ci siamo visti, come stai parlando ancora, Rosa A, Fabrizio è buona così, a posto, ok, questi Rosa c'è un punto in più che dice che devo stare con la barra. Antonio De Cristoforo, guaglio ti aspetto a Capri, Antonio De Cristoforo che ieri mi ha scritto, fatto che mi fa sparare i biglietti per Capri, non so se posso dirlo qua, però c'è la città, quindi e mi facesse piacere, andò, dico la verità, sto fatti capri mi fatto venire sto fatto in capo, perché poi capri, io mi ricordo se sono stato a capri, dico la verità, dicevo, come cansare, che poi sono stato quando ero piccerino, credo, però poi mi ricordo se ci sono stato o no. Comunque facesse piacere, quindi fammi sapere, ci fa sapere a te, se mi rimasta da ci fa sapere a te, su fatto si riesca a venire. Ma penso che è una scappata venga a fare, forse a fine mese, soprattutto su fatto mi fai sparagnare, ho fatto un biglietto che mi aveva quando hai detto tu, veramente già sono là. Allora, Benedetto Andretta fa prima Francesco Sole mi pare un fratello cazzo, ma meno male, non l'hai detto tu perché guarda, io non voglio, l'hai detto tu. Ok, rimaniamo così, chiudiamo questa e l'hai detto tu, io non l'ho detto, hai scritto tu qua e l'hai detto tu. Non voglio aprire polemiche. Francesco Cinquegrana si non ci accattammo manca a 50 centesimi, siamo come De Laurentiis. Ma se ho fatto la scuola, mi va a a 50 centesimi, effettivamente si deve De Laurentiis. Che a proposito di Lubrocchi e De Laurentiis, ancora da accattare nessuno, accattata a Culibali, ma tu usavi da su Culibali? Ma poi accattiamo tu quando non è che mo se non è che poi ti fatto però era, ma accattata, volevamo via un culo. Ci hanno pigliato a Gulam, e mo ci hanno pigliato a chi su Culibali, tutto culo ce ne pigliamo noi tutti questi cognomi particolari ci piacciono proprio a Bicon. A Bicon ci piace il culo, questa è una cosa che ho pensato io. Bicon è ricchiuto, ecco, questa può essere la Bicon è ricchiuto. Mattia Sepe, Fabrizio, frate scemi Higuain, sì, questo è vero. Gaetano Magaluso, per me è lo stesso, se il live lo fai di sabato, tanto devo stare a casa per forza, su una domiciliare. Qui abbiamo anche ospiti, diciamo, molto, ecco qua, di mondo, abbiamo ospiti di tutti i generi. Prima pure giustamente chi sta agli arresti e ci guarda, noi fa piacere, salutiamo tutti i carcerati e tutti gli ospiti dello Stato e soprattutto il padiglione Avellino al carcere di Poggio Reale. Vi saluto tutti quanti, ci state guardando ovviamente, ma non penso. Maddalena no, sabato no, si proprio ci vogliamo vedere, ci vediamo a Napoli. Eh sì, a Napoli, siamo sempre a Napoli, quindi tranquillamente. Marco Mielovic, salutami, Natale, dai, salutato Mielovic. Michele Lampo, Fabri, comunque sono Procidano, ti aspetto a Procida. Tu sei Procida. Filate mi aspetta a Capri, mo mi aspetto solo a una Ischia e abbiamo fatto tutto il giro dell'isola completamente. Quindi aspetto qualcuno da Ischia che mi dica pure a Ischia e così stiamo a posto. Poi Paroppa se ne parla, facciamo con le altre isole, facciamo Ventotene, facciamo Ponza, poi Sicilia, Sardegna, poi piano piano. Cominciamo a fare le isole queste qua che siamo, diciamo, vicine e Paroppa ci muoviamo, facciamo un tour proprio specializzato sulle isole dell'Italia. Farò Pestero, farò, facciamo un po' a Lumo, tranquillo, però piano piano, incominciamo prima con le isole di Napoli. Procida e Capri stanno a posto, aspetto Ischia. Antonio Puca, c'è Roma, può fare una granita al limone? Quante? Sì, perché poi oggi mi sbravo la fatta del granito. Gli sta fanno una a mare, l'ho scritto anche su Facebook. Gli sta fanno una a mare praticamente un letto cagnari. Non sono mai venuto a mare ad Arco Felice, sinceramente non mi c'è da buono vado a fare sta d'arco felice vado a bere con me perché sai poi passa la umana passa là vedo mare poi vabbè ma da vita mia 31 anni sono mai d'arco felice ma non sta capace ci sta buono d'arco felice ma e ci sono un gente stava molta gente eppure non era sabato e domenica era in casa ma però si un sacco di gente e da quando poi ovviamente vicino a riva la gente proprio vicino a riva non mi piace mettere vicino a riva no? Giustamente perché poi sai un po' che viene un po' tutto a mare si mette a rete sono 3 ore di a mare senza la voce per cuci via li fatti allora bello e buono era tutto occupato però ci sono pochi spazi vicino alla riva vuoto uno spazio vuoto vicino alla riva stranamente perché poi veramente era pieno e c'è sempre chissà di granito là vicino no su guarrette di granito ci sta, ma su guarrette di granito su spazio mette capisci cazzo ne foto per stare a mare poi mettete là voglio ma da credere o tempo ci spugliamo mettete ma ci mangi piazziamo no a cominciare chissà che grandi questo fischiere e la mo che abbiamo non sa ci fa voglio ma da credere ma una fischietta talmente antipatica ma talmente antipatica che ma da credere
non agite quando era, non può usare spiega. Cioè antipatiche che le panzarotte, si stanno pure in diverso, le panzarotte fanno le cose, che lo suono con chi lo guardi. O voglio visto proprio fare. E poi su uno che fa venire, aveva una costanza a fischiare con questo fischio, ma da credere, non l'ho mai visto da nessuno, cioè, no, ho fatto proprio la costanza di questo ragazzo, non l'ho mai visto da nessuna essere umana. Sto figlio e bocchino, guarda che ogni 20 secondi suonava questo cazzo fischiarella. Ma ma non è che diceva, boh, ogni tanto si arrotava, si faceva un minuto senza fischiare, si metteva a parlare. No, il figlio e bocchino si metteva a parlare con la gente, teneva i clienti, con tutti i clienti, con tutto che si metteva a parlare, la gente ogni 20 secondi si metteva i lucischi e mock e fischiava, voglio ma un disturbo sonoro, che non stava proprio idea, magari un cazzo, che uno va a mare per si rilassare, mannaggia tutto. Poi vedere che si visti, posso venire creature, io mai visti tanti bambini in da vita mia, ma manca secondo me, manca fuori all'asilo, manca sia fuori all'asilo, cioè non ci stanno tante creature quando ce ne stiano arco felici là e no, creature fischiarie, ma non ricordo poi facendo andare in merda, no, in mare, comunque poi, meno che è passato. La prossima volta ma da crema, ma cammare mi sumare. Ma cioè, come ci fanno che manca un paracadute mi sumare, ma c'è proprio mi sumare. Così sono così tranquillo e mi faccio un attimo. Perdonatemi questa parentesi, andiamo avanti. Diego Marino, per le scope metti lo sconto comitiva, no? Già la GIT va metto lo sconto 50 centesimi, ma qui che si bozza fa chiava a pago 40 centesimi, se la metto a guadagno solo 10 centesimi, più di questo non posso fare. Allora sta. Oh, Angelo Di Micco, oltre alle scope e alle fave, pozza accattare più a te. Ciao Fabri. E i graniti, dopo a te, graniti, come fate? Scope, fave e graniti. Poi maggio mi andavo a fare un lavoro, mo, in da giorno, Ceruso blocca live a Macco, Maronna mia. Per stai dicendo non so. Alessio Verde, Aghero o Gonzaluccio? No, Gonzalo, mille volte Gonzalo. Adesso, Francisco 5 grana, non ci capirei. Dario Lauz, a me non mi saluto io, Dario Lauz, grande, ti saluto pure a te. Ma Dario Lauz, ma mica fosse Giancarlo Lauz, che compagno mio di una schiappata, non so se sei tu o non sei, comunque ecco, la di una schiappata, un compagno di coppa a Facebook delle elementari, voglio, ma da no, non lo sentiva una vita, si chiama Giancarlo, voglio, cioè praticamente non lo sentiva a 20 anni, no, aspetta, a 21 anni, voglio, sono passati 21 anni, cioè io in Davide mi hai stato, c'era New York, ma in breve a una persona a 21 anni, cioè io sì, così sentivo quando ero piccolo, sentivo a mio padre, a mia mamma che dicevano, Angelo, prima vinta vieni il pezzo, dicevano, Angelo, prima vinta, e dicevo, guarda, ma 20 anni, anzi, che non si figlia, e quando sono 20 anni? Oh, passano 20 anni che mi su, ma io mi pensate un po' il tempo come passa, e vabbè, voglio leggere là di commenti, sto riavviando un po'. Intanto oggi siamo 69, siamo sempre di più, è un piacere immenso. Allora, andiamo innanzi, no, aspetta, io voglio leggere i commenti, non me lo voglio perdere manco uno veramente, sto andando indietro per vedere cosa mi avete detto, perché come ci sta a parlare su fattori della spiaggia, immagino. Allora, siamo 70, addirittura, c'ero su Peppe, c'ero su Peppe Diego Buonocore, mi colleghi alla live, ti sto aspettando con la chitarra, addirittura, mi sto aspettando con la chitarra, allora fra poco ti invito, hai ragione, però aspetta un attimo, voglio leggere questi commenti e poi ti invito, mi fa piacere che mi hai chiesto questa cosa, così ci conosciamo e poi mi fai pure poco bella canzone, perché c'ho un po' di musica perché poi veramente a sentirmi tutto il tempo se è una cosa così piacevole, quindi un po' di musica, a me mi arrepigi pure, mi arrepigi pure, piacere, ecco. Stefano Carrese a me si vede e si sente bellissimo, ottimo. Stefano Russo, cielo, ma sei credente? Sacci manchi di carità, poi sono un po' un credente come lo sono tutti, cioè praticamente quando ho un problema credo, quando io a scuola credevo, quando ero all'esame, si fa così, e, e quindi se ho capito un po' cazzo di mia, un po' come tutti qua. Marco Matteo, PES Christmas, che schifo è Natale, per mezzi, io lo sto subito ospedale, questa è una frase di una canzone che abbiamo fatto noi, Pest Christmas si chiama. Io dico sempre, sì, vi volete vedere i video da lavorare perché Pest Christmas è un video molto vecchio, magari chi mi conosceva o non conosce questo video, è un bello video su una canzone, come si chiama la canzone? Su Last Christmas, che è una canzone di George Michael, l'antica, il posto di Last Christmas hanno fatto Pest Christmas, che appunto era il personaggio Marco a Peste, che era uno che teneva la peste in gol, e quindi, vabbè, vedete che l'avrei venuta a spiegare, cazzo a spiegare a fare un mongolo. Oh, allora,
Dico Marino, c'era hai mangiato salato, stai dicendo un po' più e non voglio leggere la parola, a bucare una parola che sembri alla fine. Giorgio Imbra dice, Pei, salutami, Francesco Veneruso, magari abbassa un po' la qualità della live così forse non si vede a scatti. Magari già la qualità, mi sa che la manco la voce della televisione, mo fa che la qualità della live, e chissà che sa la cava. A fin faccio qua, insieme, non lascia stare. Allora, siamo 70, 70 c'è Ru, Ilaria Esposito e a 100 ti vogliamo nudo addirittura, e penso che pose, cioè, penso che nel corso, voglio dire, penso che poi come cade te 100, quindi non mi conviene, scattati i computer, si scattano i computer, poi faccio i computer, cade come cade la coppa, è una cosa antieconomica, non mi conviene. Giampiero Tammaro, siamo 72, siamo, mi fa piacere, erano forse, che si commenti sono 94. Ui, Virgilia, raga, buonasera, ciao, c'è Ronzo, ti voglio bene, grande Virgilia, ma oggi tu sei trasmesso sempre poco tardi in live, ti vorrei dar guida un po'. Io ogni tanto ragazzi la parola italiana, io redarguire per esempio, redarguire è una parola, e la prendo a Wikipedia, cosa significa? A poco penso che la maggior parte tu sa che significa. Redarguire significa quando uno fa cazziate, io ti redarguisco, ci ti faccio una cazziata, questo è molto quando sai c'è una busta, prima c'era un cazzo, stai facendo scemo, vabbè, io volevo dire, poi stavo con lo sapevo, scusa, immagino da io, sta parola, perciò volevo frusciare un po', via, prima frusciare. Adesso, Giorgio Imbra dice, fai entrare Peppe, vogliamo sentire la canzone, fra poco lo faccio entrare. Ceru, salutami a me, Antonio Viscardi, Ceru, salutami pure a me, ti seguo da sempre, su meglio, voglio bene, Antonio, Vale Catanzaro, Ippi Purra per Fabrizio che si è iscritto al mio fan club. Sì, il fan club di Alessandro Siani, me lo ricordo che mi ha invitato e mi sono iscritto perché ovviamente Alessandro Siani è un grande. Mario Mariolino, tu punterai a Piazza Garibaldi, Mario Mariolino. Ma che facevo giornalare? Può essere, mi ricordo questa cosa a Piazza Garibaldi, ma io praticamente dall'edicola, non so se sei tu, comunque sì, tu ti saluto e voglio bene, ma pure senza tu ti voglio bene, non so se ti saluto stesso. Maiorino ti incontrai a Piazza Garibaldi e stavi con tua moglie. Ma, ma non mi ricordo, raga, ma sempre un giornale, fammi sapere se sei un giornale, no, quando stivo sul giornale non sei mia moglie, quindi non sei tu. Boh. Comunque, vabbè, te che è una brutta memoria, non dici niente, ma non è che per cattiveria, io mi ricordo anche i volte come mangio mangiare ai ma mangio mangiare stasera, c'è stasera niente parrucca, dice Black Criminal, no, stasera immagino se poi giù cagavo. Poi giù là da si sciattano con per forza non si mette la parrucca, ma veramente si suate, cioè la parrucca a capo, ma è taffa una doccia, perché si è tempurpato, si è proprio veramente facevi schifo. Francesco Cesario Cerupo fai una parodia di Dragon Ball una parodia di Dragon Ball però se no volevo fare una parodia di Dragon Ball proprio un bel tuo cazzo però volevo fare perché non è un'idea poi capace che noi la facciamo perché la canzone è una canzone stressante una canzone che uno sente tutti i giorni Dragon Ball fa tutti i giorni sono anni che fa Dragon Ball ci sta sperando che hanno la Waller allora praticamente la volevo fare una canzone poi questo la facciamo io adesso Manuel Sepe è stato segnalato come spam, che cazzito, Manuel Sepe. Tre segnalazioni come spam, e Kit. Domenico Grimaudo, guarda a Cerrone, ten e conoscenze per sparagnare. No, non è che conoscenze per sparagnare, tengo l'MD di fronte, questo è vero, questa è una cosa di fortuna, che ho l'MD a ruspare. Fabri, io sono di Procida, ti aspetto a Procida, già la gialletta, sta cosa. C'è Diego Marino, c'è i saluti di Giuseppe Sena 3, ma no, Giuseppe Sena. Vabbè, ti saluto Giuseppe se ci stai sentendo, però in settimana hai fatto proprio struzzo, non fa baghe che buca chi te stai vittime, ci 500.000 commenti, me l'hai avuto a far cancellare tutto quanto, ci pezzi mezzo, solamente per cancellare i commenti tu. Allora, mo ti faccio tre sì Peppe, non ti preoccupare, ti faccio entrare, però mi devi dire, aspetta, mi devi dire come ti chiami, perché voglio capire come cazzo ti devo fare entrare, perché finché era fare 3 a più allora se potevo fare. Però quando già fate le 7 io già sapevo come ti chiamo in Coppa su Google Plus, perché sennò allora invita persone, provo a scrivere Peppe Bonocore, provo a scrivere e vedere se ti trovo, buono, già te trovo, Giuseppe Buonocore, no. Allora Peppe mi ha mandato un attimo, mandami nel commento, mandami come ti chiami precisamente, vabbè no, tu pensi che aspetta, ho capito come già fa. Facevi come già fa. Ti devo prendere e t'ha già.
Cioè, fa un copia e incolla, ci pozzo fare andare con il computer che fa fatto bene, copia e incolla su un pezzo, aspetta, non è canzone su copia e incolla, ah, poi, Sung Pep, come cazzo si chiama? Sung Pep, poi sta una freccia, non riesco a fare su copia e incolla, Peppe, shout, allora, per fa, Sung Peppe, cazzino, ma pure tu, allora, non può scrivere che sta una freccia con me, allora, eccolo qua. Aspetta, mo copia e incollo e vedo se ti riesco a trovare. Paolo, che l'hai trovato qua, mo ti invito. Eccolo qua, ci sono riuscito. Ci c'è adesso, uno migliorando, capisci? Invito, invita. Eccolo qua, Peppe, ti invitato ufficialmente, mo devi solo entrare. Peppe, voglio che canta, è bravissimo, lo vedo su Facebook, fa delle canzoni con la chitarra e praticamente mo ha fatto una canzone nuova che io non ho avuto ancora il piacere di ascoltare, mo l'ascoltiamo, mo casomai ce la fa sentire proprio live, quindi una cosa, stasera proprio belle e buone, comunque le bande, ospiti così alla, facciamo cose proprio improvvisate, io mi si d'accordo, mi si d'accordo a Rigon che era della Siperta e dice C, non è vero, è una cosa molto molto improvvisata. Adesso, ecco qua. Vabbè, stiamo a Peppa atrás, intanto leggiamo gli altri commenti. Michele Ausanio, si brava a vendere scopa? Ah, ah, beh, noi non lo so se sono bravo a vendere scopa, però ci provo potrebbe sarà proprio difficile a vendere scopa. Ma che facciamo fare una vendere scopa? Se ci pensi pure, cioè uno vende a scopa, è una cosa come da giocare, noi non mangiamo, tu dici, vabbè, vengo il pane, se ci vede, il pane, sai, fanno un giro, vengo il pane, ci fai, dici, scopa sarà una cosa difficile, che pensi che tengono tu quanti scopa, anche se ti dirò, scopa comunque puoi pure dire che è una scopa in merda, no? Che la sta cagnando, quindi se tenessi vicino a me tu, fatta una scatta, però non mi sa perché si bevono cosa c'è chi lo voleva vendere una scoperta di Gesù oggi, no? Allora, cioè mica manca la scopa, va a casa scopa fino a casa che la scopa ma non credo. Però se uno venisse che scopa fuori casa, per esempio, forse sarebbe più propensa, la vendita sarebbe più, potrebbe riuscire la vendita. Ma che ci faccio in discorso mi stai dicendo fa tu? Ho fatto scopa, vabbè, comunque, Antonio Viscardi, Peppe oggi non ha messo nessun commento di pubblicità. Peppe chi? Peppe Sena, non lo so, non la gestisco. Mattia Sepe, c'è il pronostico Argentina, Olanda e Brasile e Germania. E come via, tu punto stai, io mi auguro che vinca il mondiale, lo vinco l'Argentina o l'Olanda, per carità. Il Brasile e Germania non mi fanno piacere assai. Però, proprio che schifo proprio, non mi dice niente, ma proprio la squadra che non so, non è che non so, non voglio che vinca il mondiale. Il Brasile, voglio, non mi piace. Si ha da vincere il mondiale, il Brasile, mi rompo cazzo, non ci voglio fare. Viola caro tenuto, lo fai un live a Napoli, tanto stiamo in famiglia. Un live a Napoli, chi si cresce? Ma un live così o un live che può fare? Un concerto? Io non so come quando non so che live stai intendendo. Ma fammi capire che mi fa un facile troppo. Mario Appeste, Fabio, se il Napoli compra questo Koulibaly, no, ma che già sarà accattata sto Koulibaly, allora farai un video come quello di Inculu? Eh no, perché chi ci paga a dire la gente? Lo prendereste Koulibaly? Dice sì, è finito il video, quindi Inculu era più è fatto bene perché Gulu pare proprio la parola è stata servita su un piatto da che a proposito oggi è un anno fa precisamente, anzi oggi per il 7, il 6 luglio dell'anno scorso io ho pubblicato un video per 20 milioni di euro per dessi ho ricordato oggi sta cosa e mi fa piacere cioè che si fosse come fosse compleanno di lui questo video ha fatto un anno lui dice ma cazzo non posso vedere ma fa un regalo no non mi dovete fare il regalo però è giusto una cosa ma la salare a Ulevrice e quindi ve l'ho detto. Non lo so. Antonio Viscardi, Cerro, e come mai in Italia per il turno? Ah, sta riferendo come si chiama? A Piscitello, là, come si chiama? Giorgio Bruni, no? Kevin Costner, la mappina con il turno, cioè, ma può essere, ma pure io perché lei è una pubblicità, no? Per carità, pure una pubblicità non è una cosa vera, però, ma che ci fai? Ci sta andando una pubblicità fatto bene, cioè, io ci sto oggi una pubblicità e uno era, mi pare era Vigor Sol, un cinese, cosa, non so se l'avete mai visto, no? E che cazzo, è proprio che cazzo, la pubblicità è proprio che cazzo può fare ridere, perché vi dà chi di belle buone, sai che stanno facendo una cosa, no? Tu dici no, ma lei, questa è un'idiozia, un capo dice, "No, chi si fa dice una cosa e chi si dice no, è idiozia. E un capo fa, ma chi ha detto che cosa ripete? E chi dice è un'idiozia e chi le fa ripeti e chi lo va vicino e dice un'idiozia e ci fa una chatata poi ci fa capire che buona perché mai ci spiega. Poi fa è una bella pubblicità, quella è una bella pubblicità. Ma non sta pubblicità che su tutt'un che cundiamo, cioè non facete perché non cazzo, quando penso a sta pubblicità,
Giorgio, come si chiama? Kevin Costner, nei maleardi sugli Chessman, cani d'Arabs, mangia la scatoletta di ma veramente stiamo. Veramente è una cosa che non si può guardare, non si può guardare. Chi mi mangia mangia la scatoletta, ma da credere, veramente, dice che non è veramente, ma come chi troppo sotto, fa troppo sotto ora la varca, là, cioè, quello è un massimo, quello è veramente il massimo, quello voglio, ma da credere, era il mio sogno, commentare quella pubblicità che sono 3 anni, che mi sto bene vicino a quella scimmia la pubblicità che veramente è il massimo, cioè, La una parte conosco tu. veramente. Ho trasuto per poi voglio trasuto Scusa, per. mamma, ma Aspetta, scusami, eh. aspetta, per pendere. Eh, Pollo, allora sta, pollo. vuoi ir? Mo dove Peppe, tutto a posto? Un casino, mamma, te lo giuro. C'ho da fare tipo 300 commenti per mi far chiappare. No, ma io la geletta commenti tu, solo che No, la no, città ho visto, no, tranquillo. tutto a posto. Sì, sta a posto. A te che stai preparando stasera? E no, sono proprio comodo, stai a città voglio sono cassattata, sono un po' di Rilassata, ma indariello. stai troppe fans, troppe ciaccarelle tieni. No, quali ciaccarelle, state zitti, che io sono scusato, Sì. quali ciaccarelle? Proprio pigliare una cazzata a moglie, no, E tu tieni tu il ciaccarello, tu si pensa che si scusa, quando anni tieni, Peppe? Io 17. E allora fancusa, stai proprio, tu hai 17 Sul anni dettaglio, tieni, sul dettaglio. pare più grosso, 17 anni. Sì, eh. Da caso tutto Ma scava, attrezzato, saluto a te. cosa? Tutto attrezzato già pronto con la chitarra, quando vuoi. Vai, scusami, Peppe, come ti No, chiami? no, no, senti, che vuoi sentire? Tipo un po' che Rocco Anthony Giorno buono oppure ti faccio un attimo il mio inedito? No, fammi l'inedito, perché non è buona, stiamo da 4 mesi. Ormai svolto più, ci capito? Ok, ma tu accendi un attimo sta canzone, che ho Vai, vai sofferto giù. di notte, un po' di depressione, però non ci fa caso. Oh no, non ti preoccupare, tanto, vabbè, non ti preoccupare, fai il butto, non ti preoccupare, vai Peppe. Va buono. Quando vorresti entrare nella vita di qualcuno e poi ti accorgi che per lei non sei nessuno, cominci a stare male, l'amore ti tortura, per questa sofferenza sai che non esiste cura, stanne sicura, tiene paura, la vita poi va avanti, ma inizia che la cava, ya non fa creatura, tu sei maturo, fuoco duro, il circo sembra luce quando la strada si fa scura, e ora ti parlo dell'amore a convenienza, anche se a me in fondo no, non interessa, tu pensi solo alla bellezza e ai soldi, ma l'amore è l'unica cosa che colma i nostri bisogni, suotiamo e porta poi e riempiamo i nostri cuori, altrimenti poi viviamo di tormenti e di dolori, l'amore è vero dura sempre, o almeno penso, vivere senza di esso no, non ha senso, vivi la tua vita e vivi la sua essenza, se fa caldo apri nel tuo cuore una finestra, a volte sembra una battaglia persa in partenza, ma come Ungaretti poi ti illumini di mezzo. La fine dell'amore quando tu sei falso si avvicina, sei più pezzotto di un prodotto male in Cina, tu sei superficiale e del cuore spento, le persone si amano per quello che hanno dentro, si chiude la porta e dopo anche il portone, non hai sentimenti ma un cuore di cartone, coglione, non so pazzi che sentimento, accendi meglio a dire sentimento, anche se finisce sai poi non è la fine, il tuo cuore è una rosa ormai piena di spine, prenditene cura, arriverà qualcuno che di sicuro saprà farla rifiorire, chi ti fa del male perché non sa apprezzarti, un giorno tornerà ma in ginocchio a pregarti, ti dà di altre occasioni, tra falsi lacrimoni, tranquilla che col tempo arriva alle soddisfazioni, ora su quelle labbra finalmente c'è un sorriso, il giorno che aspettavi arriva senza avviso, dimentichi il dolore che poteva provocarti, di quelle bugie potrai sbarazzarti, ora non conta nulla, conta solo che tu sia felice, la vita è come un quadro e l'amore è la cornice, pittura con calma, la tela è quasi pronta, l'amore sta arrivando e lascerà la sua impronta. La fine dell'amore quando tu sei falso si avvicina, sei più pezzotto di un prodotto male in Cina, tu sei superficiale e del cuore spento, le persone si amano per quello che hanno dentro, si chiude la porta e dopo anche il portone perché non hai sentimenti, ma un cuore di cartone, coglione. Non so pazzi che sentimento, facevi meglio a dire sentimento. Grande Sento Peppe. buono? Oh beh, ma ti hai annunciato, frate, guarda, Mamma mia, ma non te lo dico, ma non sto bevendo da quando è iniziata la tua live, perché capire, sono stato vicino al computer per cazzo e caro. oh, ma ti hai annunciato, guarda, ma ti dai la verità, ma non potessi mai cantare questa canzone, perché mi venisse proprio una tachicardia all'improvviso. No, poi che le abitudini, non ti preoccupare, tu tieni qualità, sei fatto cose, non ti preoccupare. Oh, ma io già la faccio manca a palla di botto, ma già pigliare poco ciato.
Comunque è molto bella sta canzone, è un bello ritornello, però per esempio, ma spendevi più, ci stai Giuseppe? Come Paolo. dice? Stavo dicendo, non lo so, io sono un po' ignorante, ti faccio questa domanda, cioè Tranquillo. è un rap comunque, no? Che sta, Sì. è un rap, però è difficile da sentire, per esempio, mo ti dico una cosa, forse faccio una figura e me, però è difficile sentire un rap con la chitarra, come sbaglio, no? Poi i rap di Ah, solito si no, no, fanno, veramente, il rap difficilmente si accompagna la chitarra, si accompagna a livello percussioni, beat, però, cioè, io ci suono la chitarra 10-11 anni, quindi più o meno mi accompagno come posso. Un po' con ritmo, se ci fai caso, non lo suono con la chitarra, mi accompagno con la mano un po', che do un po' di ritmo, che do i colpi sulla chitarra. sì, Ma sì, sì, quello sì, sì. è fatto di abitudine, perché poi non ho fatto nemmeno scuola, quello basta che praticando piano piano vedi che poi impari, è facile alla fine. Boh, mica è facile, no? È una cosa, anzi, sei bravo perché comunque fai una cosa, come ti faccio capire, arrangiata, nel senso che a facesse una canzone come me che sta qua, con una base sotto sarebbe una cosa azzeccata, cioè una cosa molto più... Magari, come come? dire, Già vedi un po' come già fa, ha chiesto a Pacos, che lo fai bitta a Clementino, ma che su tanti euro l'arrangiamento, mannaggia culo, mannaggia. boh, vabbè, ci faccio mi Uno dai... cosa gli dici, poverino, boh, si possono fare 80 euro, che miseria, come ti vabbè, faccio capire? stiamo Andiamo a tranquilli. vendere, vieni a vendere scope insieme a me, oppure andiamo a No, vendere... vai, appariamo qualcosa. Ma Parammo, fate pubblicità, sì. comunque, vabbè, vai, fai un sacrificio, tu hai detto che mo a faticare, mi hai scritto oggi, una cosa che stai, mo, Sì, sì, all'animazione, cosa. che Ma fai fare l'animazione? su pochi soldi, capi? Eh sì, che fare l'animazione la fai in dove villaggio oppure a Napoli, la fai qua da qualche No, no, parte? la faccio nel Lido in Calabria, Ah, a parti Santa Maria del proprio, Sud. parti proprio. Sì, 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 io parto vicino Diamante. Ma poi ti diverti, Peppe, ti diverti a fare l'animatore, che è la prima volta che fai, No, è oppure... il secondo anno, il secondo anno. Quindi tu sai meglio di me che è una cosa proprio Sì, sì, io divertentissima, ci fare, bella. capire, sempre in compagnia, cose. No, vabbè, ti diverti. A parte che mo, come si tu, come dai fa capire, stai incoppando palco, ti sfazzi, ti metti a fare le canzoni, Dai, stanno pubblico che ti fa l'applauso, come ti fa capire, comunque ti esibisci, è una cosa bella. dai, non potete pure fare vedere, mostrare. Guarda, di là ci ho fatto per tanti anni, ma mi sono divertito proprio assai. E Tu a Roma ci poi, l'animatore. ma io sono stato fortunato perché l'ho già fatto, sono partito pure in Calabria la prima volta, Mm. dopodiché sono venuto sempre all'estero, sono stato in Tunisia, sono stato in All'estero è una cosa Egitto, proprio. mamma mia, in Spagna, in Grecia, sono stato, non esagerato, però sono stato pure io che me lo sono cercato perché mi piaceva assai fare questo lavoro. E quindi a Roma capitava l'occasione, dicevo, vuoi a Tunisia? E andiamo a Tunisia, vuoi a Spagna? Andiamo a Spagna, gli va Ma tutto. sembra a Stato... livello di balle gruppo stai preparato, no? No, capisci, mi stavo preparato, prima stavo, ma mi scusato, e sta ci fa che ci pare fare un Dove che cazzino. accirrono a ballare, ho detto cosa. Eh? Dove che accirrono mentre fai il balletto? No, pare fare un cazzo a ballare. Però comunque, però c'è stato un periodo che ci c'era via da mano, e sapevo fare, che però mo no, cioè, faccio un balletto, mi spezzi in di cosci, mi spezzi di lascia stare, andare. Divina. E dove che è psitonico, cosa? Dove che tu preparato, un No, po' di mano. sto un po' di pane, che si faccio una mossa, poi che mi spezza una coscia, quindi infatti Ormai è che... una formata chilo di mano. Ma sera, oh, ma mi ho detto male Irina, ultimamente, dicetti, voglio un costante con mano, mi dici, ma sette una settimana schiattata, stessi, sempre a casa, perché sette una settimana come facevano malamente Irina, capo non è un divano, non so che cazzo è, voglio, so fatto che l'età, non sto facendo, non so, comunque non è, sette proprio male. Poi Giuseppe, voglio dire, si sa con domande che ti hanno fatto Vai, più domande. tranquillo, tranquillo. Allora, voglio, mi è piaciuta la canzone Peppi, innanzitutto, ma vai tutti, ma ci pensi adesso. Allora, aspetta, voglio riavviare un attimo i commenti perché poi stanno i Ti commenti. permetto tu. Allora, Peppe. Peppe, questa canzone l'hai pubblicata pure un po' a Facebook, no? No, questa qua ancora la devo pubblicare, ma devo andare a registrarla prima. Ah, non è che lui vedi che mi hai mandato ieri, oggi, mi ricordo. No, no, quello è un altro, quello è un altro. Ah, ok, ok, vabbè, Ma ma è che su stava chi a canzone, mettere? non c'è andare, se no la finiamo più. Che cosa? Su chi canzone. Sai che cazzo, voglio, allora Peppe a più presto, voglio Peppe fare un bello CD, guarda, a venire, mi savi Già con le sai, a puntate. livelli scopo, chi le può avere usciti là un po' su qua. Poi comunque sto leggendo già i primi commenti. Virgilia ha detto bravo Peppe, non ti conoscevo prima tu, però devo dire che meriti tanto. Complimenti. A proposito, Peppe, tu ti chiami un po' a Facebook Peppe Buonocore o no? Peppe Diego Buonocore. Peppe Diego Buonocore, ma ricordato il terminato nome. Quindi se lo vuoi aggiungere voglio Peppe Diego Buonocore, se ne 17 anni voglio e te ne manca voglio, quindi voglio dire, non mi raccomando, aggiungitelo.
e faccia anche a paura il femmine, Peppe, ti faccia anche a frate, Vabbè, dai, come sta anche no, benissimo. magari che li 10 euro che ci si mi ha accordato, un po' a Vabbè, capo non ti che, preoccupare, già sai quando vuoi. no, quando vuoi, me le raro, poi quando vuoi, mi dai stasera, vieni con me a fa, mandamelo. Comunque Peppe Spaccato, Ilaria Esposito ha detto Peppe Spaccato, Baldo di Fiume, ma non leggiamo solo i commenti del film, perché se no ci crea bello No, odio no, del film. Ah, diciamo pure Baldo di Fiume, però mi pare che ne può manello, ma non lo so, non vorrei dire una cosa. male, male. Baldo ai tazze, Peppe è buono, vabbè, ma comunque Baldo è famoso. Poi ci sta. Giorgio Imbradicio, penso che conosce a Giorgio perché Giorgio è Sì, 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 più saluto Giorgio e Antonio, che mi hanno buffato di domanda a te per fare vedere. Un bacio a no, Giorgio e Antonio. Giorgio è veramente un scaszacazzi Facebook. Giorgio è chi lo proprio caga con cazzo. Un mastro. E aspetta un momento, voglio dire. Comunque tutti quanti bravo, bravo. Antonio Palermo, voi hai fatto una, no, hai intervistato, hai fatto una canna, cioè, hai fatto una canna. Ah, poi ci sta ogni tanto, ci sta, dai. Poi ci sta sempre un commento così, poi esce sempre un commento. Peppe, aspetta, Vale Catanzaro, hai detto, Peppe, ma sei tu che hai fatto il video del ciuffo dei mongoloidi? Hai fatto... No, no, ti prego, no, che là tipo tengo una qualità capilla bellissima. No, no, ti prego. Non confondete queste cose perché mi fa impressione. Quindi Ma tu dici, l'hai visto? mentisci questa cosa? Ma ovvio, ma tu l'hai visto? No, a dire la verità, ho visto un video, ma non so se sia lo stesso che stiamo parlando, che lo guardano un po' purista fumanello, no, mi sbaglio. Insomma, però no quello là che canta. Cioè, questo su guarda solo istinate nelle camere e sta come già ti capilla la rete. A me mi vedere con ciuffo Saiz. Questo tenga una qualità di capilla bellissima. Saiz o ciuffo? Ma per sto ciuffo? Ma fanno poco cessa rete e quindi. Ma che c'è pena, cominciate a sapere con ciuffo, è un personaggio però. Era proprio scemo, chissà, un manna a me, mi faceva fare io, pure a me. Bravo, Oh, no, domani. comunque, no, allora non è Peppo, voglio che la faccio su idrogeno, voglio, Gli un piacere, e, no? vabbè, comunque, a Rossà, ma fa, comunque, senti, no, adesso sta qua, Maria Pesce, ma proprio la bagga, niente, Peppe, allora vuoi dire qualcosa, ci tiene con cada canzone che sta a scena, con cada cosa, ci, approfitta, Vengono però nel rap, se preferite una che non è rap, la tengo qua. va, faccielo pure, va, tanto fra poco finimo, ci fai l'ultima canzone e via, va, fra Sì, poco finimo. a concertino proprio, vai. Che sta capendo proprio più capia. Vai. Ti sottovaluti e non ti senti mai abbastanza. Il tuo sorriso, ogni cosa di te non merita del male. Ora tirati su, non piangere più, c'è qualcuno accanto a te. Ricorda che sei riuscita a far innamorare chi non sapeva amare, sei riuscita a far cambiare chi non lo sapeva fare, sei riuscita a far donare amore a chi non lo aveva mai dato, ci sei riuscita solamente tu e adesso non ti scordo mai più. Ora vivere per te sembrava impossibile, ma l'amore cambia, toglie quella maschera che ne faceva una virtù. Ora tirati su, non piangere più, c'è qualcuno accanto a te, ricorda che sei riuscito a far innamorare chi non sapeva amare, sei riuscito a far cambiare chi non lo sapeva fare, sei riuscito a far donare amore chi non lo aveva mai dato, ci sei riuscita solamente tu e adesso non ti scordo mai più. Oh, 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 oh. Questa è nuovo, ma l'ha scritto sta ancora mi da finire questo però. Bella, Peppe, bella. Questa canzone è molto bella. Quando può fare una canzone a Mosh? Oh, non ti senti È più. scritto più con sentimenti, insomma. No, ma è una bella canzone, ti dico proprio la verità. Anzi, ti dirò, a me mi piace più questa canzone acustica che quelle che hai fatto prima, per gusto mio, eh. No, vabbè, ma sì, infatti io perciò non mi limito solo al rap, capisci? Cerco un po' che variare il genere perché c'è a chi piace e a chi no. Fai bene, fai bene. Comunque questa è una canzone molto che caga. Poi poi ci fa capire qualcuno che si dice, ah, Wall, no, ovviamente, perché Sì. sono canzoni un po' sentimentali, però comunque
Oh, complimenti, perché è una canzone tipo mi ha fatto pensare un po' a Capozzi, mi ha fatto come Capozzi. Grazie, mi piace. No, perché chi Capozzi ci piace, penso che ti piacciono pure a te, non so se le sentivi le tue, ma Non mi parla perché sinceramente io a Capozzi in coppa chitarra cioè tu faccio così, però capivo la roba diventa noioso fatto. scusa un Capozzi ma attimo, boh, capì che tipo di sta cantare tu se la faccio nuovo. io mi fa cantare a me, no, come fa cantare? Ah, ma non, chi sta, presto la puzza, la signora a fianco, ma a finire molto, una cosa anche. No, Posso no, dire un no, attimo dei Capozzi a volo? vai, Capozzi è bello, eh. Resta, non andare via, gridare forte resta, è solo colpa mia, soltanto questo e basta, che cosa vuoi che sia? E non avrei guardato questa luna senza lei. Adesso so dire mai ci sto male, ma non lo saprà mai che conosco l'inferno grazie a lei, che alla fine di noi comincia il mai, i giorni miei. Non mi pare vero, ieri mi chiamate e ha detto suonami stasera, mentre mai da sta vita se ne va. Se non suona mi voglio sciolare. Siamo uno stile da tutto una da sentire e bruciati in gola questo siamo quindi la bramarilla che non fai più ci vuole lui per respirare sarà geloso ma è dolcissimo se diventa matto quando guardi un altro e non pensarci ancora un attimo corri va da lui basta dire solo vorrei spiegarti che non voglio perderti riempire gli occhi miei con i sorrisi che fai tu coprirmi con le braccia degli abbracci tuoi andare insieme ovunque dove vuoi e poi scoprire che lo stesso è anche per te capire che non vivi senza me vorrei spiegarti che non voglio perderti se avessi quel coraggio che non ho Bravo Peppe, ma ci bello, fatto bello, proprio un delle capi per bello, ricordare i tempi di una volta di Capozzi bello, no, ma Capozzi è sempre bello, ma serio siamo cresciuti a scuola, ci sentiamo, Capozzi era fatto proprio bene. Non voglio dire che hanno avuto poi sorte a livello che hanno mai sfumato, no, non so no, perché. ma Kill Ten, ma pure a livello di voce fa paura, Capozzi, guarda, pigli No, bravo, certi noto, è molto, mostruoso. molto bravo, e canzoni proprio belle, sì, canzoni che hai cantato tu sono quelle più belle che ha fatto, secondo Ho me. fatto solo le più conosciute, poi ci stanno tante altre che sono proprio belle. Babbo, va. Poi Peppe volesse a casa tutti, ma purtroppo noi abbiamo finito fra 2 minuti No, no, finisce. tranquillo, è un piacere, grazie che mi hai fatto partecipare. No, figurati, è stato un piacere, anzi, si motiva oggi, già ci No, organizziamo. infatti, no, perché l'ho visto tardi, capì? Ero uscito, sono tornato tardi. Non Scusami fa se niente, va. ci fatta Vabbè, l'improvviso. meglio che l'abbiamo fatto, meglio tardi che mai. L'abbiamo fatto e penso che sono stato contento tutto quanto perché ha visto tanti complimenti hanno fatto, quindi alla fine. E poi ci voleva un momento musicale, diciamo, ogni tanto faccio sta live, volumi, ma giustamente mica canta, mette a parlare, però intanto c'è un po' di musica, a parte che mi pigliano proprio c'è e poi c'è sta, se sta una persona brava che mette a cantare ancora meglio. Grazie mille, Frank, sempre un Boh. amico. Poi Peppe, ti voglio bene, ti rompo un bacio, poi ci sentiamo qua a film, ok? Va benissimo, ok. Un saluto a tutti, grazie Frank. Ciao, aiuto, ciao Ciao, Peppe. ciao. Allora, voglio, noi ci siamo quasi giunti alla fine, mancano un minuto. Spero che vi è piaciuto Peppe, che è stato veramente bravo, a me mi è piaciuto assai perché è una bella corsa, voglio, non so chi video un po' a Facebook, chi è da vedere a vedere. Peppe Diego Buonocole si chiama, quindi è così. Niente, voglio salutare tutti quanti e vi voglio dire una cosa, voglio prima che attacca. Voglio, stiamo montando chi lo video che stiamo parlando, che non ci si va a ricordare che stiamo parlando, che stiamo facendo un video, che ci abbiamo messo un sacco di tempo. Allora, giù, siamo quasi alla fine, lo stiamo montando, siamo al montaggio, quindi il video è finito. Fra pochi giorni esce questo video, ma raccomando, ma non mi voglio manco raccomandare perché penso che questo è un video che vi piace. Sono sicuro che
che quando uscirà sono sicuro che la voglio condividere perché voglio magari è stata talmente difficile a lo fare, ma talmente difficile a lo fare che penso che a voi talmente condividete per forza che capirete la difficoltà che c'è stata per fare questo video e dici dopo ma io a Sushime Cerone ce lo condivido il video per ricavare e quindi sono sicuro che voi lo condividete. Lo voglio salutare tutto quanto voglio, non voglio leggere tutti i nomi perché sennò finisce l'11, però voglio bene che sia stato fino a quest'ora qua, fino alle 10 e mezza appresso a me a sentire che sto a parlare. E niente, questo è qua. Ci vediamo lunedì sempre alle 21:30, 21:30 come al solito noi facciamo sempre un live, quindi 21:30 lunedì e poi ci vedremo un po' a Facebook per le varie stronzatelle, pubblicità, scimità, ecco. E poi sto video che uscirà spero questa settimana, ma credo che esce questa settimana. Quindi voglio niente, che sei quanto. Voglio dare un bacio, ok? E niente, vabbè, ci vedremo lunedì. Ciao, aiuto. Un bacio, ciao, aiuto.